Benvenuti, oggi è domenica 30 luglio 2023. Il sole sorge alle 6.01 e tramonta alle 20.11. La luna sorge alle 7.29 e cala alle 21.34. Oggi si celebra San Pietro Crisologo. Il nome Pietro ha origine greca e significa roccia. Il suo numero fortunato è l'8, il colore il giallo, la pietra è il diamante e il metallo l'oro. Anche oggi si parla di cellulite, ecco un altro segreto e trattamento naturale, ma dicono efficace. Prendete i fondi di caffè e mescolateli con zucchero, olio di mandorle o cocco per creare una crema dal potere drenante. Applicate generosamente sulla pelle interessata, massaggiando con movimenti circolari. Infine risciacquate e ammirate i risultati sorprendenti, quindi dimenticatevi delle cellulite, così dicono, e godetevi una pelle più tonica e levigata. Sono 76 le candeline per Arnold Schwarzenegger, uno dei più popolari attori di Hollywood ed ex governatore della California. Culturista fin da giovanissimo, sul fisico possente ha costruito la carriera come interprete del genere action movie e duro del grande schermo, in concorrenza con Sylvester Stallone. Conan il Barbaro e Terminator tra i ruoli più famosi. Festeggia 73 anni il regista Gabriele Salvatores. La consacrazione arriva nel 1991 con Mediterraneo, per il quale vince l'Oscar al miglior film straniero. Tra le altre pellicole ricordiamo Marrakesh Express, Io non ho paura e Sud, girato nella piazza del borgo siracusano di Marzamemi. Infine oggi compie 49 anni Selvaggia Lucarelli. Giornalista, opinionista, scrittrice e conduttrice radiofonica, ha esordito a fine anni 90 come attrice teatrale al fianco di Max Giusti. Grazie al suo blog Stanza Selvaggia e alla sua scrittura irriverente collabora con varie testate. È giudice in diverse trasmissioni come a Ballando con le Stelle. Con Flower and Trees, il 30 luglio del 1932, il mondo dei cartoni Disney esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Oh, i gatti sono più vanitosi di me, cioè pensate che loro si puliscono costantemente perché amano vedere il loro pelo splendente e possibilmente senza nodi. Possono arrivare a dedicare fino a 4 ore al giorno alla loro pulizia. Cos'è che in questa trasmissione non può mai mancare? Beh, l'oroscopo di Marco Amato. Buona domenica ai 12. Oggi la luna arriverà in Capricorno e si farà stabile e rocciosa, ma forte di sentimenti e di passioni che riescono a sciogliere pure le pietre. Ariete, la luna oggi inizierà una quadratura, per cui forse della parte che riguarda i divertimenti supererete un po' lo stress, cionondimeno non sarete meno motivati, avete ben altri appoggi che vi fanno comunque sorridere alla giornata che verrà. Toro, la luna oggi è in trigono, quindi cercate di sfruttare al meglio quest'ondata sentimentale che vi fa recuperare tanto. Ci voleva proprio una carezza emotiva e affettiva e anche una passionale. Gemelli, la giornata di oggi si semplifica perché la luna smette di farvi i dispetti e l'umore torna stabile. Mercurio però diventa vostro nemico e con Marte già in tensione un sottile nervosismo potrebbe farvi non sentire accontentati in quello che concepite come dei programmi che spesso gli altri tendono a soverchiare. Cancro. Giornata oggi che prevede l'opposizione della Luna, non è la migliore configurazione per voi, proprio perché la Luna è il vostro astro e dolci e delicati come siete, oggi semplicemente potreste accusare la stanchezza di tutti i salti mortali che avete fatto per ottimizzare e recuperare una certa situazione. Leone, giornata oggi che vi lascia un po' in pace da alti e bassi e che finalmente si configura come una giornata stabile e di riposo. E beh, avete Venere nei vostri gradi, relax e prendetevi cura di voi stessi e poi in serata amore. Vergine,
Giornata oggi che prevede un bellissimo trigono della Luna e finalmente riuscirete a riposare. E chi l'avrebbe mai detto? Bene, fate allora una scorta e una scorpacciata di riposo, vi servirà per la prossima settimana da affrontare con tutte le sue problematiche lavorative, ma state andando benissimo e oggi potete essere soddisfatti di voi stessi, rilassatevi. Bilancia, giornata oggi che vede la Luna iniziare una quadratura, quindi un po' di nostalgia, qualcosa dal passato, forse perché state pensando a qualche notizia che vi è arrivata che riguarda un antico amore. Scorpione, ottima la configurazione della Luna dall'amico Capricorno, vi farà sentire più solidi e più tagliati per il raggiungimento di un obiettivo che oggi vi allieterà. Sagittario, la giornata di oggi prevede una grande attenzione alle finanze e alla vostra maniera di spendere il denaro, ma anche di economizzare su come la dispersione affettiva vi ha ultimamente depauperati. Capricorno, protagonisti della giornata con una luna stupenda che si congiungerà pian piano a Plutone, accendendovi di passione in questo weekend indimenticabile. Acquario, la giornata di oggi prevede una sensazione emotiva sovrastante. I sogni vi porteranno consiglio, ma anche il riposo e la notte. Oggi probabilmente potreste dedicarvi a un qualcosa che ha a che fare con le amicizie. La notte è una festa molto delicata. Pesci, giornata oggi che prevede una luna amica che vi aiuta a riconfigurare tutta la situazione emotivamente parlando, quindi riprogrammate un po' tutto e riformulate le priorità e le scadenze che per adesso vi subissano. Forza, ci sarà spazio per le vacanze, quindi tenete duro e organizzatevi bene. Dopo essere decollato da Cape Canaveral, l'Apollo 15 scende sul suolo lunare. È il 30 luglio del 1971, quando si completa la nona delle missioni spaziali del programma Apollo e la quarta missione umana ad allunare. Collezionati vari primati, come l'uso del rover lunare e il lancio del primo satellite. In questa speciale spedizione viene recuperata una roccia di 4 miliardi di anni fa, la Genesis Rock 12. Se siete tipi furbi e astuti, sicuramente vi sarete sentiti dire che la sapete lunga. Ma sapete una curiosità? In inglese esiste un'espressione simile, to speak volumes, che ha un significato completamente diverso, perché la traduzione sarebbe parlare a volume. E questa è un'altra dote che comunque non mi manca. C'è una cosa che non potete proprio perdervi: iscrivervi al nostro canale YouTube Sicilia Play. Lì troverete tutte le puntate precedenti, quindi se ve le siete perse o volete rivederle è il posto giusto. L'inventore e fisico Nikola Tesla sosteneva che solo gli artisti potessero trovare ispirazione nella presenza femminile, mentre un inventore che ama una donna perderebbe le sue qualità. Secondo lui non esistono grandi invenzioni attribuite a uomini sposati. Infatti fin dalla sua infanzia Tesla ha avuto a che fare con allucinazioni. Durante quei momenti il suo fedele compagno era il gatto di famiglia, che ha alimentato il suo interesse per l'elettricità statica, a partire da quelle piccole scariche elettriche che sentiva quando gli accarezzava il pelo. Tesla è rimasto un personaggio eccentrico per tutta la sua vita. Amava concedersi cene solitarie in tavoli appartati, avendo sempre 18 tovaglioli di lino impilati accanto al piatto. Aveva diverse ossessioni, tra cui una repulsione per i gioielli e una fissazione per l'igiene e per il numero 3. Nonostante soffrisse di insonni e amnesie, la sua memoria era eccezionale. Tesla morì solitario nella sua stanza al New Yorker Hotel, pochi mesi dopo aver ottenuto il riconoscimento di alcuni brevetti precedentemente attribuiti a Guglielmo Marconi. Dotato di una creatività geniale, Tesla parlava di Marte e Giove come se fossero luoghi raggiungibili. E forse è proprio su Marte che si incontrerà con Elon Musk e le sue macchine Tesla. Ci salutiamo con la frase del giorno: abito sempre nel mio sogno e di tanto in tanto faccio una visita alla realtà. Vi ringrazio sempre per il continuo supporto, ci vediamo domani e vi auguro una buona domenica.